Dall'altra parte saltellano ai comizi, noi invece cerchiamo di dire cose utili per i nostri territori e per le nostre città. E guardate, io quando ho visto il ministro degli esteri Tajani saltellare, non ho fatto la facile ironia che sarebbe stato comodo fare, ma ho pensato ad Alberto Trentini e ho pensato che il destino di Alberto Trentini dipendeva anche dal saltellante Tajani e francamente non mi è venuto da ridere. Francamente non mi è venuto da ridere. E allora la faccio breve perché non siete venuti qui per ascoltare me, vi ringrazio tutte e tutti, veramente grazie perché è una piazza stupenda. Perché oggi in Parlamento è stata approvata all'unanimità una nostra proposta di legge sul libero consenso che finalmente chiarisce che ogni atto sessuale fatto senza consenso è una violenza. Ed è stato un lavoro di squadra, è passato anche da un mio contatto con la Presidente Meloni, ma dal lavoro delle relatrici Michela Di Biase, Carolina Varchi, dalla proposta di Laura Boldrini, di tutte le nostre deputate e deputati, di tutti i nostri parlamentari. Voglio ringraziare per questo sforzo testardamente unitario tutto il Partito Democratico del Veneto a partire dal segretario Andrea Martella. Grazie, perché senza questo sforzo testardo probabilmente non avremmo potuto riunire una coalizione così larga.